La festa di Sant'Antonio da Padova, la statua a bordo di un elicottero sorvola Vo e Schiavonia e passa su ospedali, RSA, luoghi di sofferenza e di devozione. L'inviata Felicita Pistilli. Padova con gli occhi all'insù segue la scia di un elicottero dell'esercito. Quando si apre il portellone, la statua di Sant'Antonio e le reliquie sospese sulla città diventano un'immagine di felliniana memoria. È l'insolita processione imposta dal Covid. Il rumore delle eliche scandisce il percorso, quasi un pellegrinaggio nei luoghi simbolo dell'emergenza coronavirus. Prima tappa, l'ospedale di Schiavonia, il mezzo busto del santo portato tra i medici che qui hanno visto accendersi il focolaio del Veneto. Il 21 febbraio alle 15.45 non dimenticherò mai la comunicazione dei primi 2 positivi per Covid e la comunicazione poche ore dopo della prima morte in Europa per Covid. Le immagini dei giorni più bui si rincorrono fino a Vo, prima zona rossa d'Italia. L'elicottero, con a bordo anche la Presidente del Senato Casellati, si abbassa, gli occhi diventano lucidi. È stata un'emozione molto particolare, visto quello che abbiamo vissuto, molto toccante. Questo sorvolo chiude un cerchio tra le persone che hanno sofferto, un valore simbolico. Non a caso l'elicottero sorvola anche una casa di riposo. È simbolo di tante case di riposo, ricordiamo tanti anziani che hanno perso la vita, quindi di tante persone che hanno vissuto questo dramma. È l'insolita giornata di Padova, iniziata così, con i militari che portano a spalla il santo per caricarlo sull'elicottero, e finita con la statua fatta uscire a sorpresa sul sagrato della Basilica. C'è il calcio, il tifo ai tempi della pandemia.